Svegliati, signor Green. Ancora scacco matto. Come? Come cosa? È vivo grazie a noi, adesso può dirmelo. Come fa a vincere sempre? È semplice. Voi fate il lavoro duro. Io vi aiuto e basta. L'arte è darvi i pezzetti del mosaico e farvi credere che siete voi a prenderli perché siete furbi e io stupido. In ogni partita e in ogni truffa c'è un avversario e c'è una vittima. Più la vittima pensa di avere il controllo, meno ne ha nella realtà. Si stringe il cappio alla gola e io mi limito ad aiutarla a farlo. Allora, sarebbe questa la sua formula? La formula è profonda e possiede applicazioni infinite, ma è semplice e logica. La prima regola di ogni partita o truffa è che l'unico modo per diventare più furbi è giocare contro un avversario ancora più furbo. La seconda regola. Più sofisticato è il gioco, più sofisticato è l'avversario. Se l'avversario è molto bravo, riuscirà a mettere la vittima in un ambiente che può controllare. Più grande è l'ambiente, più facile è il controllo. Getta un osso al cane, trova la sua debolezza e dagli solo un pezzetto di quello che pensa di volere. Scacco. Così l'avversario distrae piano piano la vittima, facendo sì che si consumi lentamente. Scacco. Mi viene in mente la parola serpente. E il fatto è che si diventa più furbi solo facendo i serpenti. Più grande il trucco, più vecchio il trucco e più facile è usarlo. Basandosi su due principi. Pensano che non possa essere così vecchio e così grande da farci cascare dentro tante persone. Alla fine, quando l'avversario viene sfidato e interrogato, significa che è messo in dubbio l'investimento della vittima e quindi la sua intelligenza. Nessuno può accettarlo, nemmeno da se stesso. Scacco matto.